Allora, devo condividere oggi questa presentazione con un collega, appunto Roberto Bianconi, che purtroppo per un problema non è potuto venire. Appunto io sono il direttore di Terra System, che è una società spin-off dell'Università di Viterbo, e appunto dal 2004 lavora nell'ambito del monitoraggio agroambientale e soprattutto con appunto expertise riguardo telefonamento, GIS, elaborazione, acquisizione e elaborazione dati. Per questo progetto a favore appunto del CNRI noi abbiamo realizzato un rilievo aereo e elaborato dei prodotti e poi abbiamo fatto un'attività diciamo successiva che è stata quella appunto di realizzare una mappa dei forestali. L'area di lavoro che ci è stata assegnata, la vedete qui, spero sia visibile, in pratica sono state due aree in effetti, una principale a est di Arcidosso, un blocco di circa 30 km quadrati, quindi 3.000 ettari, e poi un'area diciamo più piccolina a est, sempre di Arcidosso. Nell'ambito appunto di queste aree abbiamo fatto anche diciamo, delle riprese dedicate per delle aree teste che poi sono servite, come abbiamo visto nella presentazioni precedenti, per fare dei lavori diciamo, di dettaglio con dei dati anche multispettrali. Il rilievo aereo è stato realizzato quindi a metà luglio del 2017 ad una quota intorno ai 2 km rispetto al livello del mare e con una serie diciamo, di caratteristiche utili a acquisire continuamente con una certa sovrapposizione utile tutti i fotogrammi durante il rilievo. È stato utilizzato come vedete qui una piattaforma aerea leggera che è strumentata con tutta una serie di sensoristica in parte simile a quella vista prima per il drone, ma diciamo con una scala differente, quindi che comprende comunque camere a colori reali, multispettrali termiche e appunto corredata con un GPS e unità di controllo del sistema. Qua vi mostro il dettaglio appunto di una foto diciamo, a colori reali che presenta una risoluzione di 15 cm, quindi anche molto spinta. Questo è il dettaglio invece del dato multispettrale acquisito che è 40 cm, purtroppo credo che la presentazione sia stata alterata da comunque sì, non è fondamentale. E poi tutti questi dati che abbiamo acquisito, dati a colori reali multispettrali, sono stati processati con una tecnica diciamo più simile a una elaborazione del dato da drone che da aereo, perché comunque abbiamo acquisito una mole di dati veramente ingente e abbiamo anche provato a seguire questa linea di processamento un po' diversa rispetto allo standard del dato aereo. Qua vedete appunto un'immagine in cui sull'area sono così raffigurati tutti i cosiddetti centri di ripresa delle immagini acquisite e che coprono tutta l'area. E questi sono i prodotti, cioè praticamente sulla sinistra per l'area piccola che abbiamo visto, cioè quella a ovest di Arcidosso, l'ortofoto, ovvero un'immagine georeferita e coerente diciamo, con gli altri strati cartografici, che è appunto a risoluzione 15 cm, e a destra l'immagine colorata non è altro che la modellazione 3D di quell'immagine e che rappresenta diciamo, per ogni punto, per ogni pixel, la quota a terra, per cui vedete colori differenti che stanno ad indicare quote differenti di ogni parte, segmento dell'immagine.
Stessa cosa per l'area appunto di 30 km quadrati, quindi con l'ortofoto a colori reali a 15 cm e il modello digitale della superficie appunto che ha comunque una risoluzione di 30 cm. Come vedete l'ampiezza della quota di questa area va da 400 metri a 1000 o più di 1500 metri, quindi siamo approssimati diciamo quasi alla cima del monte. E queste sono invece le ortofoto in falsi colori, cioè punti spettrali delle aree di lavoro in testa. Questo è un dettaglio per apprezzare diciamo, la risoluzione, da cui comunque si vedono in maniera chiara anche le chiome. Venendo alla seconda parte del lavoro, appunto abbiamo realizzato la mappa dei tipi forestali. Cioè, che vuol dire? Partendo dai dati che abbiamo visto prima, abbiamo operato una classificazione dell'uso del suolo, dividendo praticamente in classi omogenee tutta l'area, partendo da una definizione di classi forestali che vedete qui riportate e che insieme, chiaramente questo lavoro è stato fatto di concerto con gli altri partner del progetto che si sono occupati di questi aspetti più cartografici. Abbiamo così individuato queste classi che sono boschi di conifere, boschi misti appunto di conifere e latifoglie, boschi misti solo di latifoglie, castagneti uccelli, castagneti da frutto e faggeta. Come abbiamo realizzato la mappa? Abbiamo deciso di avere un approccio integrato, considerando anche, come dire, che non è un'area particolarmente estesa. Abbiamo operato una classificazione basata su una fotointerpretazione. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è andare in campo, acquisire circa 100 punti rilevati che ci hanno consentito di derivare una chiave di riconoscimento. Come vedete qui, così in maniera esemplificativa, vi ho riportato per dei punti visti in campo le tipologie forestali relative, per cui come si presenta in alto a sinistra un castagneto da frutto, sotto un castagneto cieco, una faggeta e una pineta, no? Queste sono state un po' come dire, fare un training di allenamento su queste tipologie in modo da poter fotointerpretare tutta l'area, quindi riconoscere le varie tipologie forestali. Devo dire che noi siamo basati a Viterbo, quindi veniamo da un contesto castanicolo che si presenta in maniera a delle strutture molto diverse, no? dal montamiano. Quello che abbiamo osservato è che questi castagneti, parlo quindi della parte da frutto e da cieco, hanno una variabilità molto pronunciata e quindi non è stato così facile anche operare un riconoscimento delle tipologie basandoci ovviamente sul dato dell'rilevato, però direi che poi i risultati sono stati comunque molto buoni. Per cui una volta costruita questa chiave di riconoscimento abbiamo operato delle tecniche di ricultura del dato, in cui chiaramente abbiamo tolto tutto quello che non è bosco, quindi le aree, quindi zone urbane, seminativi, colture, altre colture, zone estrattive, eccetera, eccetera, dall'immagine, e con l'utilizzo anche del modello digitale della quota, quindi che avevamo già realizzato, abbiamo operato altre elaborazioni per escludere un limite altitudinale oltre il quale il castagno o il bosco non vegeta, e con l'utilizzo di dati multitemporali satellitari che aveva fatto prima vedere Filippo nella precedente presentazione, ci ha supportato nel riconoscimento, soprattutto nel dividere parte conifere da latifoglie, perché chiaramente le conifere d'inverno mantengono il verde, che è quindi possibile vedere, e solo dal data aereo questo per noi non era possibile, perché chiaramente avevamo solo un'immagine presa a luglio. Quindi con questo
integrando questa tecnica ci ha supportato un po' nel riconoscimento delle classi appunto di conifere della zona. Il risultato è questo, quindi questa è la mappa dell'area piccola e questa appunto è la mappa per tipi forestali per dei 30 km². Mi dispiace che qui purtroppo le statistiche non sono visibili, comunque i grafici aggiungono poco, abbiamo estratto, come dire, i valori numerici di quella carta, da cui si vede che nell'area quella diciamo principale di circa 30 km², il dato forse più interessante in questa sede è notare che i castagneticelli afferiscono a circa il 40% della superficie, e mentre i castagneti da frutto sono rappresentati per circa il 23%, per circa 610 ettari. Con questo vi ringrazio. Grazie.